Momenti di tensione a Licata nei giorni scorsi, dove i carabinieri hanno arrestato 2 uomini per rapina in un'abitazione, picchiando oltretutto il proprietario di casa senza alcuna pietà. E notte fonda a Licata, un uomo di nazionalità romena ma residente nel paese agrigentino era solo nella sua abitazione. 2 suoi connazionali, dopo aver violentemente sfondato la porta, sono entrati all'interno della casa e dopo aver brutalmente picchiato l'uomo hanno portato via soldi, oggetti e oro e cellulari. Il rapinato, dolente con il volto completamente tumefatto, è andato in caserma dai carabinieri a cercare disperatamente aiuto. Ancora sotto shock e confuso, ha ricevuto le prime cure e rassicurazioni. La centrale operativa, prese le prime informazioni necessarie, ha immediatamente interessato il 118 affinché la vittima potesse essere condotta e assistita in ospedale. Nel frattempo i militari del nucleo radiomobile hanno cercato di carpire quanto più informazioni possibili. I sospetti sono subito finiti nella comunità romena dei paesi intorno a Licata. I militari, con il supporto dei comandanti della stazione di Naro e di Campobello di Licata, sono riusciti in breve tempo a risalire ai nomi e ai cognomi esatti, iniziando una non facile caccia all'uomo durata fino a tardo pomeriggio. I 2 dalle iniziali B e P del 1966 e BI del 1986, entrambi erano braccianti agricoli e pregiudicati, sono risultati irreperibili e con vari domicili non rintracciabili. Dopo lunghe e serrate ricerche sono stati trovati a Naro e a Campobello di Licata e condotti in caserma. Qui i giunti si sono dichiarati in stato di fermo e in accordo con la competente autorità giudiziaria tradotti in carcere. Il fermo dei 2 rumeni è stato convalidato e per i 2 si sono aperte le porte del carcere di Agrigento.